Una partita fondamentale quando mancano 80 minuti alla fine del campionato per entrambe le formazioni che stanno ancora lottando per la salvezza. Stanno per cominciare, sono cominciate la terna arbitrale costituita dal signor Zanfino di Agropoli e il signor Manzone di Salerno, arbitro numero 2. Il crono è Precai di Treviglio. Bebetigno, classe 1986, l'uno dei più esperti giocatori del Maestre Fenice, che porta in vantaggio proprio i mestrini. 1,36, 1-0 Bebetigno dagli esiti della punizione, quindi passa in vantaggio la squadra mestrina con Bebetigno. Lamberti non poteva raggiungerla anche perché da distanza troppo ravvicinata ci prova ancora Bebe. Soluzione che riesce ad andare via, lo allarga sulla destra per Bui. Attenzione, la conclusione, ancora Lamberti di piede. Dos Santos che carica la punizione, il tiro di Dos Santos, a un passo Cerbone, Zanotto. Si riparte di nuovo, Cerbone 3 contro 2, Cerbone che si allarga, la conclusione, Zanotto in due tempi. Dos Santos si allontana, carica Cerbone, passa il pallone su Zanotto, ma è riuscito a salvare. Poi sulla linea, adesso riparte Moscoso arriva fino in fondo, il dribbling, ma si allunga troppo il pallone. 8,58 ancora da giocare, si gira Cerbone, riesce a passare, ma è Bui che davanti alla porta ha salvato un pallone velenosissimo. Attenzione Mazzon, Vailati, Gugliani, Dragone sulla linea, tutti chiedono il tocco di mano, siamo già dalla parte opposta, Bui salva, incredibile. Aveva perso il pallone, attenzione Lamberti, 2 volte su Ruzzene. Si prosegue con Dos Santos, il pallone per Cerbone, Vailati su di lui, Cerbone che prova, pallone ancora Cerbone, il miracolo di Zanotto. 59 secondi alla fine del primo tempo, Bui carica il tiro, Sandri sulla traiettoria, ancora Bui. 17 secondi ancora sul cronometro in questo primo tempo, Cerbone in profondità. Adesso il colpo di tacco, passa Sandri e c'è il pareggio. 19:52, 19:52, non hanno mollato fino alla fine e LD pareggia 1-1. È iniziato nel frattempo il secondo tempo qui al Franchetti, calcio d'angolo è per l'LD, sempre lo stesso schema e grande volo in Zanotto. Calcio d'angolo di Dos Santos, indietro per Dragone, la conclusione controllata male, poi ancora e c'è Cerbone di tacco, quel pallone che non era stato buttato via dalla difesa mestrina. Cerbone, tacco per l'assist a Sandri, adesso tacco per la rete del 2-1 per LD. Moscoso pronto a battere, Bui, 2 pari. Di prima intenzione ci ha provato un sacco di volte nel primo tempo e alla fine Bui ha trovato il varco giusto. Attenzione, Petri carica, Cerbone che prende, cerca di ripartire, Mazzon e contro il sorpasso del Maestre Fenice, questa volta è Cerbone che perde il pallone in ripartenza, la ruba Mazzon e al 10:15 e 3-2. 8:59 ancora da giocare, Vailati dalla parte opposta, Petri che si accentra ed è il 4-2, sfrutta al massimo la superiorità e Petri porta il doppio vantaggio al Maestre Fenice. 4 Maestre Fenice, 2 LD. E adesso la rincorsa di Luca Mazzon contro Lamberti, Mazzon la rincorsa, il tiro e il salvataggio di Lamberti. Calcio d'angolo, Sandri che carica il destro, pallone che passa e la riapre l'LD. La riapre con il suo capocannoniere, 38 reti in stagione. Sandri ha caricato il destro e mette la firma per il 4-3. Che non smette di stupire. Lamberti ancora che è bravissima a cogliere il tempo, adesso ancora Galliani 5-3. Questa volta Lamberti non è riuscito.
Ruzzene che prova ad andare via, Sandri che lo ferma, Sandri che carica ed è tripletta per Sandri. Ruzzene questa volta ha rischiato sin troppo per il Mestre Fenice e Sandri non se l'è proprio lasciata, non l'ha lasciata andare. La rincorsa di Ruzzene per il suo sinistro, la conclusione e ancora Lamberti. Cerbone cercano il fallo, Ruzzene riesce a rubare, 2 contro 1, Petri, Ruzzene, Petri! 6-4! 10 gol per ora, tiro libero di Dragone contro Zanotto, Dragone, tiro libero, 6-5! Bui che carica, la tocca Lamberti ma non la trattiene, 7-5. L'aveva toccata ancora Lamberti come aveva fatto nelle precedenti occasioni dove era riuscito a salvarla. Questa volta non c'è riuscito Galliani con ancora la palla, Mazzon, Lamberti che esce, la rimessa per Mazzon, il tocco di Rosano ed è 8-5. E siamo ai titoli di coda con Galliani che prova il dribbling, il tiro di Vailati, il controllo di Lamberti, ancora Mazzone che cerca di tenerla, ancora Lamberti, la conclusione di Vailati e finisce qui. Il Mestre Fenice vince in casa 8-5 in una partita bellissima dove solo i nervi saldi hanno permesso alle due squadre di tenere vivo la contesa fino all'ultimo secondo.